Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più, la nostra storia d'amore. Amici del futsal, ben ritrovati da Pietro Mazzara e Daniele Mennini. Dani, questa è Olimpia Verona, Sandro Abate Avellino, entrambi hanno 1-0 nella loro classifica, che non fa mai piacere. È vero che siamo soltanto alla seconda giornata, ma ci sono già punti interessanti per dare morale a entrambe le squadre che 2 settimane fa hanno perso all'esordio in questa stagione. Non 2 partite facili, perché l'Olimpia Verona al debutto ha perso 7-1 contro l'Ecocity Genzano al Pala Cesaroni, mentre la Sandro Abate ha perso alla Pala del Mauro per 3-1 contro l'Olympus Roma. È una partita che ci deve dire che cosa? Ci deve dire che sicuramente l'Olimpia Verona sta facendo un campionato per salvarsi, mentre invece la Sandro Abate Avellino arriverà nelle prime 8, diciamo, e quindi sono due campionati diversi. Chi gioca in casa inevitabilmente, se si deve salvare, è alla ricerca di punti costante, e chi invece lotta per, ovviamente nelle posizioni di vertice, deve vincere tutte le partite come mentalità, no? Inevitabile. La prima giornata sicuramente non è a Roma, a Genzano, a casa dell'Ecocity, che l'Olimpia Verona passa la salvezza dell'Olimpia Verona, mentre invece la partita Avellino-Olympus è stata una partita molto più aperta, sbloccata poi a 9-10 dalla fine. Andiamo a vedere le scelte dei 2 allenatori, partendo da quelle di Piero Basile. In casa Sandro Abate Avellino, non c'è Joselito, che è ancora alle prese con il problema post-operatorio al menisco sinistro, e Ugherani, che deve scontare il secondo dei 3 turni di squalifica. Parisi in porta, Gattarelli, Ozian Avellino e Guilherme Gaio, in arte Ghi. Queste le scelte di Piero Basile. Dani, insomma, parte subito forte. Sì, come hai detto te, sai, Ugherani, Nicolodi, Joselito sono 3 che mancano, sì, e non sono 3 proprio presi a caso, e quindi inevitabilmente le scelte queste sono un po' committed, come si dice. Andiamo a vedere invece in casa Olimpia Verona quello che è il quintetto che verrà mandato in campo da mister Castagna, con Enrico Ricordi in porta, Rocia, Luca Ian, Lemes e Portuga. Non ci aspettavamo niente di diverso per quanto concerne la formazione scaligera, che è arrivata in Serie A vincendo il girone A di Serie A2 lo scorso anno, e presenta quel Luca Ian Baptista, la bestia, che è l'uomo forse al quale si aggrappa l'Olimpia Verona per i suoi gol importanti. Assolutamente, sia Luca Ian che Portuga sono le due stelle, no? Qui della formazione veneta, su cui mister Castagna si deve appoggiare. In porta anche Ricordi, insomma, che ha giocato l'ultimo anno alla Camera, ricordiamolo, e insomma direi che è una squadra che soprattutto qui dietro al Pala a GSM deve dare fondo a tutte le energie. Stanno entrando le squadre in campo con la formazione arbitrale, che è capitanata da Chiara Perona di Biella, con Andrea Antonio Basile di Torino il secondo arbitro. Il terzo è Giulio Colombin di Bassano del Grappa, al crono Giacomo Voltarel, anche lui di Bassano del Grappa. E allora, mentre le squadre si schierano, facciamo un brevissimo pit stop e poi ritorniamo per il calcio d'inizio di Olimpia Verona, Sandro Abate Avellino.
Ben ritrovati dal Pala GSM di Verona in quello che è, Dani, una sorta di distretto dello sport, perché esattamente a 50 metri abbiamo lo stadio Marcantonio Bentegodi appunto della città scaligera, palazzetto clamoroso che ospita anche il basket e la pallavolo, oltre all'Olimpia Verona che ha in questo palazzetto la sua casa, palazzetto strepitoso per tutto quello che concerne il nostro sport. È tutto pronto con la formazione di casa che muove il primo pallone da destra verso sinistra in completa tenuta bianca, e la Sandra Abate Avellino invece che veste i colori sociali con la maglia nera, pantaloncini verdi, inserti verdi sulle maniche e il calzettone nero. In casa Sandra Abate manca anche il capitano Massimo Abate che si è fatto male quest'estate. Un abbraccio anche a lui. Tutto pronto e allora sta per iniziare il posticipo della seconda giornata di campionato. Muove il primo pallone l'Olimpia Verona. Portuga, Lemes. Subito la giocata aggirante della formazione di Castagna che prova col possesso palla per penetrare. Luca Ian in posto basso a impostare, prova a verticalizzare subito per Portuga. Non è stata precisa però l'apertura del numero 10. Fabiano Portuga, giocatore molto importante che negli ultimi anni in casa Ciampino ha fatto tanti gol. Un giocatore che fa differenza, un giocatore nell'1 contro 1, un giocatore che sa trovarsi sempre al posto giusto al momento giusto, un giocatore che dà tanta qualità ma dà tanto anche equilibrio. Gattarelli, arrivato in estate dopo anni passati con la maglia del Todis Lido di Ostia. Lucio Avellino, apertura sulla sinistra, prova a sfondare la Sandra Abate. Ottima qui la chiusura da parte di Lemes, non pulisce il disimpegno. Ancora Gattarelli in area di rigore. Gattarelli, la palla che resta lì, Ricordi riesce a toglierla dalla porta, poi vuole andare direttamente per i pali di Parisi, non trova però la coordinazione giusta per il calcio. Che cos'è successo, Dani, in 30 secondi? Subito 1 contro 1, qua rivediamo la parte finale. Gattarelli poi calcia a botta sicura, Lemos la manda a sbattere sul palo, ma prima grande 1 contro 1 del 77, ovvero Nech Ojan in banda nel pezzo forte, 1 contro 1 saltato. Da lì poi si è creata quell'occasione dove Gattarelli è stato anche un po' sfortunato, quindi salvataggio sulla linea palo. Rimposta l'azione la Sandra Abate Avellino con il suo capitano Lucio Avellino, uno dei centrali più ambiti sempre in estate sul mercato. Gattarelli prova a armare il sinistro, non trova la porta di Ricordi. Formazione di Piero Basile che sta squillando più volte al citofono della formazione Scaliger. Lemes, Portuga, palla sotto la suola, torna dal 76. Rocha, Luca Ian, aggancia la pressione Lucio Avellino, cambio di lato per Portuga. Ancora Luca Ian, la alza, colpo di testa di Rocha che aveva scambiato molto la posizione con Luca Ian, non c'è precisione. Nuovo possesso per la Sandra Abate con Gianluca Parisi, tornato dopo l'esperienza in nazionale, doppia sfida con la Repubblica Ceca. Il 6-5 clamoroso di Policoro in extremis e poi il 3-3 a Pölsen che costringe l'Italia comunque a dover fare punti nei prossimi impegni di dicembre. Imbucata centrale verso Ghi, non riesce a tenerla, torna ancora il Toro su Luca Ian. Gestione del pallone ancora affidata a Lemes, pressato forte da Nech Ozian, tornato in Italia dopo l'esperienza a Napoli dove aveva proprio Piero Basile come allenatore. Bello prima l'incrocio fra Ghi e Luca Ian, il toro contro la bestia, insomma, però diciamo gli accoppiamenti sono Lucio Avellino su Luca Ian e Lemes su Ghi. Portuga conduce e chiama la proiezione, il destro, ci mette le mani Gianluca Parisi, primo giro dallo spot dell'angolo per l'Olimpia Verona che squilla a sua volta. Gestita molto bene, parallela con il terzo, è andata al calcio, un po' troppo centrale e a mezza altezza. Bravo Parisi. Rocha, la palletta fuori per Luca Ian che apre il petto ma è costretto ad appoggiarsi di nuovo su Ricordi che va a impostare il tema offensivo. Pressione forte di Gattarelli che costringe il retropassaggio di Lemes. C'è stato il tocco di Gattarelli, attenta Chiara Perona a indicare subito la possibilità di muovere il pallone così. Eccolo qui, ancora Gattarelli, sporcato il suo tentativo di lato lato. Allora Lucio Avellino torna a impostare l'azione per la Sandra Abate.
Olimpia Verona che aspetta nella propria metà campo, per adesso difesa individuale, a meno che poi non c'è un cambio abbastanza leggibile. Qui ha provato a far sfilare il pallone Ghi, non ci è riuscito. Può partire la controtransizione dell'Olimpia Verona. Chiusura sul tentativo di sfondamento di Fabiano Portuga. Comincia a muovere le pedine Piero Basile, chiamato Ezzi. Arrivato in estate intanto Luca Jan, palla sotto la suola, Scodella dove non c'è però il compagno. Allora Ozian prova ad andare da Ghi che non aggancia il pallone. C'è lì Ricordi. Ha affrettato un tempo di gioco Ojan, qui avrebbe potuto anche puntare perché era in campo aperto e c'era Portuga in indietreggiamento. Portuga, proprio lui a impostare William Rocha. Luca Jan, tutto campo per ora il numero 10. Scodella per Rocha, intercetta il pallone però la Sandra Abate. Lucio Avellino si ripassa da Ozian che prova a mettersi in proprio, non c'è fallo. Occhio alla controripartenza dell'Olimpia Verona, si fa vedere Luca Jan. Ottima ancora la chiusura di Lucio Avellino a dire di no a questa transizione. Fuori Gattarelli, dentro Ezzi. Cambio totalmente estivo, arrivati entrambi dal mercato, con Ezzi esploso al 3,60 Gigi Monastir. Oggi Monastir Cosmoto sotto la guida sapiente di Diego Podda. 9 gol lo scorso anno per lui, la prima esperienza in Serie A, classe 2002, già nel giro della nazionale. Bella pescata questa. Ma la Sandra Abate pesca bene, Ricordi per Luca Jan che prova già, si calcia verso la porta di Parisi, non inquadra i pali. E allora Parisi che prova a mettere subito in azione proprio Lorenzo Ezzi, che non ha messo la colla sulle scarpe. Rimessa laterale per l'Olimpia Verona. Sì, qui rivediamo Luca Jan ancora. 40 primavere per la bestia. La capacità di difendere la palla e di girarsi in una mente. Uno che ha sentenziato più volte le difese avversarie. Qui Ghi ha provato a rompere la linea di fraseggio, ha portato a casa la rimessa laterale. Si cambia l'oggetto principale del gioco, il pallone, che è risultato sgonfio. Allora nuovo possesso Sandra Abate con Lucio Avellino, taglia lungo Ezzi, appoggia corto, prova a sfondare Portuga, fermato però in maniera perfetta da Nick Ozian. Ghi, ancora la manovra che passa nuovamente dall'ex Pescara, che prova a caricare il destro, si immola in scivolata Lemes. Incominciano anche le rotazioni in casa Olimpia Verona, perché è uscito Fabiano Portuga ed è entrato un altro giocatore, niente male, Jorge Santos. Imbucata fuori, Ozian ha provato a trovare spazio per il calcio, non c'è perché arriva la chiamata fallosa da parte di Chiara Perona. Primo fallo in casa Olimpia. Qui si era liberato bene Ozian. Più con le mani, vedi? Qua ci sta. Tutte e due le mani sul petto non è una cosa che gradiscono di solito gli arbitri. No, tra l'altro in settimana c'è stato anche l'incontro tra capitani e allenatori, proprio per una discussione su quelle che sono le situazioni, perché novità sostanziali a livello regolamentare non ne sono state apportate, però sempre un momento di confronto, di crescita, assolutamente. E anche di accettazione, perché a volte manca proprio quello. Avellino, cercato il giro su Ozian per andare da Ghi, si aggrappa Neiko Ozian alla maglia dell'avversario e allora arriva il primo fallo, scusate, anche in casa Sandra Abate. Si era aggrappato alla maglia dell'avversario Neiko Ozian. Tratto anche Ugas nel Verona, anche lui talento di origine sarda, lui cresciuto invece nel vivaio della Leonardo. Prova a muoversi adesso in maniera rapida l'azione della Sandra Abate. È arrivato quel signore lì, classe 81, classe 83, Wilde, uno che ha giocato con Barcellona al Poso Mursi, è tornato in Italia dopo che l'anno scorso ha giocato con lo Charleroi in Belgio. Abbiamo visto con la maglia tra le altre del CMB Matera. Qui sbaglia l'impostazione Olimpia Verona, prova a ripartire la Sandra Abate. Non sfonda però la formazione di Basile.
Adesso sì, però con il movimento di Wilde, il destro con la deviazione in angolo, dato vicino al gol Lucio Avellino. Molto brava in questo inizio di gara la Sandro Abate a giocare molto sul perimetro per poi subito andare a cercare il proprio faro centrale, che prima era Wilde, ora era Wilde, ma poi è molto bravo anche a far riuscire fuori la palla per il calcio da fuori di Lucio Avellino, che è sempre pronto lì, il professore, a gestire. Eccolo qui, Lucio passa per Ezzi, ancora imbucata con il gol che sblocca la partita proprio di Ezzi, che dunque fa cambiare il parziale sul tabellone del Pala AGSM di Verona. Olimpia Verona 0, Sandro Abate 1, l'ha sbloccata Lorenzo Ezzi. E Wilde è andato a dare il 5 a Lucio Avellino, autore di questa palla in verticale. È stato molto bravo Ezzi a partire dal lato, andare a tagliare subito verso il centro. Qua rivediamo la parte finale di questa palla data con il contagiri. Qui ricordi non può né andare a chiudere spazio né ovviamente rimanere in porta. Bravo. È stato molto bravo Ezzi, glaciale a metterla dentro, ma la palla di Avellino è un piccolo cioccolatino. Gran palla di Lucio Avellino, secondo me anche molto bella la scelta stilistica anche come angolo di tiro di Lorenzo Ezzi, che è riuscito a incrociare bene, perché ricordi gli aveva chiuso l'angolo più vicino. Qui body check regolare tra Di Lucio e Portinari. Si rimette in moto la Sandro Abate con, io credo che Lucio Avellino non uscirà mai. Sereni 39. Altra palla data in centro di Lucio. Di Lucio ancora per Avellino, pressione forte di Luca Ian che gli sradica il pallone. Occhio alla ripartenza veronese, doppio passo di Luca Ian che calcia verso la porta, non c'è nessun tocco. Conclusione sbilenca in caduta del 10, rimessa laterale in favore della Sandro Abate, però Luca Ian ha fatto capire insomma come si deve reagire in questo caso. Lascia poi il campo a Fabiano Portuga. Di Lucio, Avellino, taglio di Ezzi con Wilde che imposta. Di Lucio ancora, Wilde, la paratona da parte di Ricordi, flash dell'11 che ci fa capire perché è ancora un signor giocatore. Sta funzionando molto bene la banda di sinistra della Sandro Abate con l'ala pivot, quindi il pivot Wilde che parte dal centro, poi si va a mettere sulla banda sinistra dove c'è Ezzi che attacca verso il centro, e quindi lì va a creare un dubbio alla difesa del Verona, perché non sa se andare a seguire in mezzo o lasciare subito la palla per la banda per Wilde, e questa cosa la devono sistemare il prima possibile perché stanno nascendo tutti da lì pericoli. Non ha fraseggiato bene qui Di Lucio con Ezzi. Esce Ricordi, esce fuori inteso. Sì, si alza per fare superiorità in fase di possesso, però aggancia bene la pressione la Sandro Abate. Qui Wilde sradica il pallone a Ugas, vuole andare per la porta con Ezzi, contatto, non c'è niente, palla che resta ancora lì, altro contatto, non c'è nulla secondo gli arbitri con Di Lucio che è andato giù. Protesta dalla panchina della Sandro Abate, richiamo da parte di Chiara Verona, ho visto io, accettazione qui della decisione, era piazzata bene il fischietto di Biella. Sì, perché si sono fatti trovare con le spalle alla porta avversaria. La Sandro Abate l'ha vista subito e la pressione è arrivata totale. Poi secondo me interventi tutti e due puliti sul pallone. Prova a gestire il pallone adesso l'Olimpia Verona cercando Fabiano Portuga, chiusa la sua intenzione di sfondata da Gattarelli. È andato lui a fare l'ultimo, ora che è uscito Lucio Avellino. Pisata all'indietro ancora Portuga per la porta, c'è solo la parte esterna della rete con Parisi che può recuperare. Ecco qui Dani, andiamo a rivedere Ezzi, ruletta palla e anche questa e anche questa è palla, sì. Ottima doppia chiamata da parte di Chiara Verona. Rischiosa la seconda, la prima molto più pulita, la seconda molto rischiosa, ma palla. Di Lucio, Ezzi che è ricevuto da Gattarelli che poi attacca lo spazio lungo. Eccolo qua Gattarelli di nuovo, torna da Wilde, scivolato Ezzi, Gattarelli rischia di scoprire il pallone, pressione forte da parte di Giannattasio che costringe Gattarelli a rischiare qualcosina di più. La rimessa laterale però è Irpina. Salita con i tempi giusti qua la pressione scaligera, molto bravo Giannattasio andare ad attaccare con i tempi giusti Wilde. Gattarelli. Controllo extra lusso del giocatore in maglia numero 11, eccolo qui a impostare con tranquillità Di Lucio, stinto è lungo per lui, prova a imbucare
non riesce però a connettersi di là con Ezzi, e allora sarà rimessa laterale in favore dell'Olimpia Verona, con il cronometro che dice che siamo arrivati al 11 ancora da giocare. Sandra Abate in vantaggio per 1-0. Jorge Santos per Portuga, ma il campo è finito. Ecco, in queste cose deve migliorare, come nell'azione di prima quando ricordi era fuori, passaggi semplici che però bisogna darli con i tempi giusti, con la forza giusta e la precisione giusta. Che poi queste cose in fase di impostazione sono quelle che fanno investire di più gli allenatori. Sì, perché sai, ti levano, ti spezzano il ritmo, ora ti devi mettere dietro, difendere. Contatto falloso, punizione a favore della Sandro Abate, ha provato a sfondare Nick Ozian. Quadrato Fabiano Portuga, uno dei due colpi più importanti del mercato estivo del Verona insieme a Luca Jan. Qui saltato da Ozian. Allora, Wilde sul punto di battuta. È giusto fare fallo perché sta andando verso il centro, se magari fosse andato verso la banda ci stava anche solo recuperare. Wilde direttamente per la porta, la palla che resta in un amen lì. Sarà ancora possesso per la Sandro Abate. Troppo larghi i laterali qua dell'Olimpia, la palla è andata troppo semplice in mezzo. Di Luccio gioca a 3 dal basso. Sandra Abate costretta ad arretrare adesso la formazione di Basile, che alza il pallone per la corsa di Luccio. Ricordi a intimidire un po' il 16. Fuori Wilde, è tornato in campo Gattarelli, così come c'è il primo movimento con Petrillo. Prova a passare qui l'Olimpia Verona, porta a casa ancora un possesso. 2004. Tornato in campo anche Lucio Avellino ed è riuscito Petrillo perché c'è da difendere questo piazzato. Questo laterale. Luca Jan, uno sguardo, Ekelemes prova a sterzare su Ozian che però gli sporca il pallone. Allora Ghi a guidare la transizione, prova ad andare il Toro per liberare il destro, circunnaviga praticamente tutta la fase difensiva dell'Olimpia Verona, che lo costringe però ad allargare nuovamente il gioco. Ozian a dare respiro, Avellino, ancora Nick Ozian, prova a sfondare, sarà angolo per la Sandra Abate, che ha messo di nuovo i carichi pesanti in campo, tutti insieme praticamente. Sta sfruttando bene sempre la banda sinistra con l'ala pivot, quindi l'ala che entra dentro, il pivot che esce fuori e che andrà a creare il dubbio. L'imboccata verso Ghi, che per poco non trova la zampata vincente. Allontanato il pallone, contatto sulla corsa, c'è Parisi tra Avellino e un avversario. Qui Ghi, non so quanto volontariamente aveva mancato quel pallone, poi si rifugiano da ricordi i giocatori di Castagna, che rimette in campo Portinari. Siamo già per l'altra parte con Ghi! La zampata del Toro, l'incornata del Toro per il 2-0. Sandra Abate Avellino che segna il primo strappo dentro la partita con il Toro, Guilherme Gaio Ghi. E se prima il piccolo capolavoro l'ha fatto Lucio Avellino, questa volta Nick Ozian con la pressione fatta molto bene su Luca Jan, con i tempi giusti gliela sdratica, è stato poi molto lucido a dare quella palla subito per il Ghi, che non ci ha pensato due volte, e di prima di punta a tirare sotto le gambe di Enrico Ricordi. 2-0, avete visto l'espressione di disappunto di Luca Castagna, che non ha per niente gradito questa impostazione dal basso, mal riuscita da parte dei propri giocatori, e allora si riparte 2-0 per la Sandra Abate. Adesso si incomincia a fare un po' più ripida la strada per l'Olimpia Verona, che Dani deve fare decisamente qualcosa di più per andare a cercare di impensierire Gianluca Parisi. Soprattutto in fase di non possesso, soprattutto in fase difensiva deve difendere con un po' più di aggressività. Laterali ancora troppo larghi anche in uscita pressing qua un po' troppo allegri, mettiamola così. Bisogna difendere meglio, poi dopo si può pensare anche ma si deve difendere con più intensità, con i laterali più stretti, con la palla più pressata. Petrillo tornato in campo, cerca di ripartire adesso ancora l'Olimpia Verona con Luca Jan, pressato forte dal 19 che prova a tornare da Ghi, cerca ancora la gestione del pallone la formazione di Basile, non riesce a passare questa volta Guilherme Ghi. Luca Jan scodella il pallone
La riconquista la formazione di Basile, Portinari la mette giù, una fase un po' confusa. Lucayan prova a calciare, destro strozzato, rimessa dal fondo. Due belle cose dei ragazzetti 2004, Portinari 2003, mentre invece Petrillo 2004. Prima Petrillo che ha vinto addirittura un corpo a corpo con Lucayan. Poi qua Portinari è stato molto bravo a recuperare palla in mezzo, a servire Lucayan che però se l'è accalciato troppo strozzando la palla. Volevano un contatto con la mano da parte di Petrillo dalla panchina dell'Olimpia Verona. Invece il pallone era terminato oltre la linea laterale. Sarà rimessa per la formazione di casa con William Rocha che ha rimesso in gioco il pallone per Kai Kelemes che disorienta Ghi, prova a cercare un ritmo all'azione. Su queste cose, ecco, vedi Pedro, sono le piccole cose che, questo è un passaggio facile, ormai aveva fatto una gran bella cosa l'Emes perché aveva spostato completamente Ghi di là con la finta di corpo e poi il passaggio ha dato giusto, il tempo è giusto, mancata un po' di precisione, però è già il quarto quinto passaggio che si sbaglia così. Avellino, qui errore di Lorenzo Ezzi che ha lasciato lì il pallone, ma anche di qua sagra dell'errore in questa fase. 7:57 ancora da giocare, 2-0 per la Sandro Abate. Ezzi e Ghi per ora stanno indirizzando la partita verso la formazione avellinese. Imbucata ancora Ghi, Ricordi in angolo, una frustata di Ghi e ottima parata di Ricordi, un lampo. Sì, perché queste palle entrano dentro facili perché non vengono pressate forte e i laterali sono troppo larghi, quindi inevitabilmente questa palla, un po' come in occasione del primo gol, questa palla passa troppo facile centrale. Avellino scodella il pallone, vediamo se parte la controtransizione dell'Olimpia Verona con Portinari che aveva cercato di servire William Rocha ma ha sbagliato il passaggio anche perché aveva angolo abbastanza stretto. Allora Lucio Avellino si rimette in cabina di regia, sbaglia qui Lucayan per la porta. Pallone che va sul fondo, che rischio che ha corso però qui la Sandro Abate. Perché qui di nuovo anche in uscita pressing alla pivot, qui Ocean è stato un po' troppo morbido nel rigiocare con l'esterno questa palla all'indietro e qui Lucayan ha chiuso ancora troppo, ma insomma. Spinto Wilde, arriva il fallo di Fabiano Portuga del numero 3 in casa Olimpia Verona. Tanto Daniele, ricordiamo a chi ci sta seguendo a casa che al termine della partita, anzi verso la fase finale della partita, sul profilo ufficiale della divisione calcio a 5 potranno trovare il sondaggio per eleggere il player of the match. Troveranno i 4 nomi che ci farai tu e poi sarà il pubblico del futsal a eleggere il migliore in campo di Olimpia Verona, Sandro Abate Avellino. Profilo Instagram della divisione. Tanto qui si fa vedere l'Olimpia Verona, per poco non combinano una mezza frittata, però Portinari non arriva a controllare il pallone. Grande palla di Ricordi sulla pressione alta della Sandro Abate, ha dato questa palla alle spalle, è stato molto bravo Portinari a attaccare le spalle e un po' meno a metterla giù. Lucayan intercetta la laterale, Di Luccio protegge, non ci riesce però non c'è fallo, anzi sì, arriva adesso la chiamata di Chiara Perona. Giallo intanto per proteste. Secondo me qui Ugas aveva preso bene il pallone e poi il fallo l'aveva subito, però da dinamica di come sono caduti, se non ho visto male, ha ammonito Ugas per proteste, non per il fallo. Però qua era stato bravo il 19 ad andare ad attaccare con i tempi giusti l'avversario di Luccio e a recuperarla. Si arrabbia tantissimo Basile su questo disimpegno errato dei suoi. Allora Lucayan si mette il ritmo fermato, Portuga ad alimentare l'azione offensiva. Ugas si orienta però verso Ricordi che si alza, prova a imbucare senza successo e arriva il time out in casa Sandro Abate Avellino. Quindi è Piero Basile a chiamare il primo stop tecnico. Dani, a 6:45 da giocare, con la formazione avellinese in vantaggio per 2-0 grazie ai gol di Ezzi e Ghi. Ce lo andiamo a sentire Piero Basile. Due cose. Primo, è il momento di soffrire? Ci sta, ok? Però non possiamo commettere errori quando la palla ce l'abbiamo noi. Falli laterali chiamiamole giocate, non possiamo perdere la palla sulla tre quarti e in questo momento se c'è da buttare qualche palla in più la buttiamo. Nello smarcamento, Lucio, ma tutti,
Quando cominciamo a fare questo smarcamento qui, o devo prendere e devo mettere dentro, oppure faccio finta di venire e mi allargo di nuovo di qua, perché di qua c'è lo spazio, perché qui stiamo giocando in subita numerica, però quando vengo qui o prendo questa palla o faccio finta e vengo lungo, ok? Oi, quando esce, qualche volta che esce ricordi con la palla, lo devi attaccare questo qui, questo è l'unica cosa che non deve fare è mettere il passaggio qua, ok? Mi raccomando, se passa devi ripiegare. Non attacchiamo, ricordi, 2 metri dalla metà campo, deve arrivare a metà campo. Abbastanza chiaro Basile su quei due concetti. Il primo è: c'è da soffrire? Soffriamo, ma soffriamo da squadra, non soffriamo come individui, come singoli. Questo era il messaggio che voleva mandare. E poi quando ricordi di portapalla, finché c'è la propria metà campo e noi siamo posizionati, rimaniamo. Appena lui arriva nella metà campo iniziamo a pressare chiudendo la linea passaggio del destro. Avellino, Di Luccio, buona la giocata tra le linee con Ezzi che cerca di chiudere il triangolo con Wilde, che costringe Ugas a una situazione complicata. Ricordi, qui viene pressato forte, la rimessa in favore dell'Olimpia Verona. Luca Ian anticipato da Lucio Avellino, ancora Di Luccio che ha cambiato versante. Avellino imbocca il pallone per Ezzi, che ha cercato una cosa estremamente complicata. Però altra palla illuminante di Lucio Avellino. Lui riesce a vedere queste palle in verticale. Sicuramente la difesa del Verona lo sta aiutando, perché ripeto, i laterali sono ancora troppo larghi e lui ovviamente va a nozze. Già quando non c'è lo spazio lui lo crea e lo vede, figurarsi così. Ugas, Luca Ian, ancora il 10 per Fabiano Portuga. Conduce il pallone ancora su Luca Ian Battista, che cerca di imbucare. Qui ottima la chiusura da parte della difesa irpina. Stava aggirando Jorge Santos vicino al palo. Ancora Portuga. Rocha riesce a saltare in qualche modo Wilde, poi la palla per Fabiano Portuga, il palo esterno. Occasionissima per l'Olimpia Verona. 5-20 al suono della sirena. Rivediamolo, Dani. Ecco, è stato molto bravo Lemes a andarsi a creare questa superiorità numerica in banda. Ha dato una grande palla banda a banda per Portuga, che è stato anche bravo secondo me a calciare di punta sul primo palo, un po' sfortunato. Ha colpito il palo esterno. Però gestita molto bene questa fase d'attacco dell'Olimpia Verona. Primo squill effettivo con il palo esterno di Fabiano Portuga, preso da Gattarelli. Ancora il duello tra i due, prova ad andarsene Portuga, calcia con il sinistro, Parisi, ancora Portuga, doppio Parisi, poi riesce ad allontanare in qualche modo il pallone nella difesa della Sandro Abate. Ezzi scodella per Gattarelli, pallone complicato, allontanato, Ricordi, l'aspetta e la cattura. Lancio ancora lungo con Luca Ian che prova a prendere posizione, sarà ancora rimessa laterale in favore dell'Olimpia Verona. Bravo ancora una volta Lucio Avellino. Nelle ultime due occasioni l'Olimpia Verona è stato molto bravo a spostare completamente tutta la difesa avversaria da un'altra parte e lasciare l'1 contro 1 prima di Lemes e poi di Portuga, che sono stati vinti, e da lì poi una volta che vinci l'1 contro 1 ovviamente hai superiorità numerica. Portuga ancora per Luca Ian, provato Lemes a far correre il pallone per Fabiano Portuga, portato a casa la laterale. Luca Ian sta giocando molto lontano dalla porta, forse troppo, Dani, per cercare di essere effettivamente pericoloso come lui sa essere vicino all'arco dei 6 metri. Gattarelli, pensato per un momento di andare da solo, c'è stata la sovrapposizione di Ezzi, porta a casa laterale l'Olimpia Verona. Ma sai, ritornando al discorso di prima, ci può stare anche che Luca Ian si voglia spostare per far levare Lucio Avellino da là, perché sai, molti difensori ultimi nei 10 metri fanno quelli di un certo livello, e sicuramente Lucio lo è. Qui attenzione, perché questo è un fallo importante, è il quinto in casa Olimpia Verona quando mancano 4 minuti tondi sul cronometro. Al prossimo fallo dell'Olimpia Verona sarà tiro libero. Qui ha rischiato tantissimo Ugas, ammonito a fare questo fallo. Qui ci poteva anche stare secondo me il secondo giallo, perché la gamba era parecchio alta. Ora la andiamo a rivedere, parecchio in ritardo. Vedi, ha rischiato tanto, la gamba non era alta.
Secondo me c'è genuinità viene considerata la genuinità dell'intervento. Ugas sullo slancio. Però da già ammonito È rischioso. rischi tanto e metti piede lì, È rischioso, sicuramente rischioso. Certo sarebbe stata una mazzata comunque fare 2 minuti di inferiorità col quinto fallo a 4 dalla fine del primo tempo. Perdere una rotazione. Gattarelli riesce a passare, bypassata ancora, Wilde per la porta, Wilde non la trova e attenzione che arriva il tiro libero. Applicata la regola del vantaggio, non si è concretizzata, sesto fallo, spot dei 10 metri per la Sandra Abate, infuriato Lucayan. Fallo a me è sembrato un netto, lo vediamo qua. Portuga non deve mai mettere piede su Gattarelli. Va dritto qui. Non devi mai mettere piede, ormai è passato, non devi mettere piede. Appena fiscato il quinto fallo. Lascialo andare. Infatti io credo che adesso qui il colloquio che ci stava inquadrando la regia tra Giulio Colombin e Castagna sia sul fatto che la Sandra Abate sia arrivata a concludere l'azione e quindi magari in casa Verona considerano applicato, comunque effettivo il vantaggio, però alla fine la decisione di Chiara Verona è stata quella di fischiare il fallo, sesto fallo, tiro libero. Sui 10. E lui che ha preso la rincorsa. E Ricordi pare, poi arriva il gol del 3-0 della Sandro Abate, che dunque porta a 3 le marcature con Nick Ozian. Qua Ricordi sa che Ghi non è uno di quelli che piazza ma spara, quindi esce. Poi la palla è sfortunato perché è proprio andato a finire sui piedi di Ocean, che non ci ha pensato 2 volte a ribattere in rete. E allora 3-0 per la Sandra Abate Avellino a 3:46 con il gol firmato da Nick Ozian. Una mazzata questa per l'Olimpia Verona, che Dani forse adesso deve tenere dal punto di vista mentale. Qui Jorge Santos prova a suonare la carica, arma il sinistro, pallone che va sopra la traversa di Parisi. Squillo individuale da parte di Jorge Santos, che forse ha capito il momento importante e delicato della propria squadra. Ora alza la pressione. Castagna prima è stata sempre nella propria metà campo, però deve fare molta attenzione quando va a pressare a non mettere piede. Ricordi Jorge Santos 1 contro 1 con Ezzi, prova a far passare il pallone Jorge Santos, ma non c'è nessuno con la maglia bianca sulla banda opposta. 3:17 da giocare. Tanto Dani, rivediamo qui il gol del 3-0 di Ozian. Ottima la figura di Ricordi, però poi il rimbalzo arriva ad Ozian, che non si è fatto pregare 2 volte a portare a +3 la propria squadra. Qui la rubata da parte di Ghi, accompagna Ezzi a sinistra, ha scelto Ozian a destra, 1 contro 1 di Ozian che sposta il pallone, va a sedere l'avversario, calcia col sinistro, rimpalla Ricordi, Lucayan ad anticipare Lucio Avellino, che però lo porta su terre pericolose. Qui finisce giù un giocatore della Sandra Abate, arriva il fischio arbitrale, giallo? Lì, sì. Giallo per Lucayan Battista, ma c'è un altro giro dallo spot dei 10 metri per la Sandra Abate, per questa sbracciata di Lucayan. Queste sono le immagini. Rischiato, il braccio è alto, il gomito è largo. Ha rischiato. Ha rischiato perché non è in protezione palla, perché un gomito così alto non vai a proteggere. Ha rischiato tanto Lucayan qua. Molto. Chiamata da parte di Basile con il giallo. Ghi non torna sul punto di battuta, ci va il professore Lucio Avellino, che guarda Enrico Ricordi, conta i passi, il capitano della Sandra Abate. Sono curioso di sapere se ora Ricordi esce o con Avellino che piazza sta in porta. Parte Lucio Avellino, poker Sandra Abate, che dunque va sul +4, una mazzata ulteriore per l'Olimpia Verona, arrivata a 7 falli e sotto di 4.
E qua è stata giusta la scelta di cambiare il tiratore, no? Perché sappiamo che Ghi è uno di quelli che va di potenza, Lucio Avellino va di precisione sotto al set. Aperto, anzi ha chiuso la conclusione Lucio Avellino, ha aperto il piattone però E sotto l'incrocio. per metterla là. E allora Jorge Santos si mette in ritmo, prova ad andare, fallo di Ezzi. Cartellino. Arriva il cartellino giallo per lui. È già la seconda sgroppata che fa Jorge Santos sulla banda sinistra. La prima con un tiro molto pericoloso, la seconda è andata a prendersi un bel fallo al limite dell'area. Peccato per l'Olimpia Verona che i due falli che hanno portato al tiro libero siano stati fatti da Portuga e Lugaian, no? Che sono loro che hanno un po' più d'esperienza. Qua lo rivediamo, qua è stato bravo Jorge Santos a prendersi a banda. Qui ormai Ezzi ha rischiato Ezzi sulla posizione perché è arrivato molto vicino a pochi centimetri dall'area, ma non deve mettere piede. Anche lì ormai lui se n'è andato, è completamente in banda, da lì lascialo tirare, perché rischi poi che veramente tu possa fare rigore e dai una chance poi, certo, che poi magari può essere anche questo piazzato, perché che non è certo, che da posizione estremamente interessante. E qua anche perché bisognerà ballare su Ojan, è quello che ne deve marcare due inevitabilmente, perché avendone due in barriera ovviamente hai un'inferiorità numerica, quindi Ojan è quello che deve ballare fra Jorge Santos. Lugaian prova ad andare direttamente per la porta. Che bravo Parisi, bravissimo a leggere questa palla sul secondo palo, perché Lugaian ha fatto finta di calciare di passare a Jorge Santos, invece l'ha data sul secondo. Parisi è stato molto bravo. Sì, parata importante di Gianluca Parisi. Qui ricordi in buca, va giù Lugaian, non c'è fallo, siamo già dall'altra parte. Ozian controllo così, poi calcia, non arriva sul secondo palo, però la chiusura di Ezzi, altro pericolo per l'Olimpia Verona. Quando si dice il gol l'ha fatto con lo stop, no? E qui abbiamo visto invece perché magari non è venuta una conclusione pulita, proprio per la mancanza di uno stop fatto bene. Lugaian a svegliare ancora i riflessi di Gianluca Parisi. Angolo di tiro ristretto, l'ha potuta leggere bene qui il portiere della Sandra Abate. Sì, e poi sai, se la vedi partire è tutto un altro tiro. Ancora la palla giocata all'indietro sul tentativo di conclusione da parte di Giannattasio. Siamo già dall'altra parte con Ghi che ha cercato una cosa al volo tra il difficile e il molto difficile. Vuole abbassare un po' la linea di pressione Basile, ha urlato in maniera nitida un passo indietro. Lugaian riallarga su Portuga che cerca dello spazio per la conclusione. Qui Parisi era andato in volo, non l'ha toccata secondo gli arbitri, rimessa dal fondo. Lampo di Fabiano Portuga che però non trova la porta. Ora il Verona si sta facendo vedere dalle parti di Parisi, è già la terza o quarta occasione che ha iniziato a creare. Siamo già dall'altra parte con Lugaian proprio per Portuga. Ottima la scivolata rubata da parte di Gattarelli. Kaike Lemes lo porta all'esterno. Portuga prova a passare, ancora Portuga, ha spazio per calciare da terra. Si contende il pallone Gattarelli. Due si conoscono abbastanza bene. Con Fabiano Portuga sguardo della fatica, forse anche un po' della frustrazione. Dani non riesce a trovare conclusioni pulite verso la porta di Parisi. Ci ha provato ancora qui Giannattasio, murata. Basile non è contento della gestione, secondo me, di questo fare tergicristallo, no? Avanti 4-0, manca in questo momento 1,28, 20 secondi fa 1,50, non contento. Quando si dice gestire non vuol dire non giocare più, ma vuol dire proprio non dare all'avversario possibilità di regalarle, eccolo. Prova a attivare le marce alte Gattarelli che trova Ghi. È arrivata una chiusura fondamentale, ma veramente fondamentale da parte di Jorge Santos, perché Ghi stava rientrando con cono centrale completamente sguarnito. Avellino sul punto di battuta. Qui ci sarà uno schema. Palla cioppata fuori per Ezzi. Anzi Ojan che prova ad andarsene a calciare ancora verso la porta di ricordi. Ghi a lottare. Siamo già dall'altra parte però con Lugaian che guida la transizione, fermato da Gattarelli che prova a scasare, brutta entrata qui. Rosso. E arriva il rosso diretto per Kaike Lemes.
piove sul bagnato in casa Olimpia Verona. Proteste anche di Mirko Renier in panchina per l'Olimpia Verona, con Kai Kelemes che deve lasciare. Rivediamo qui. Lucayan deve gestire meglio e deve scaricare prima. Qui grande di lettura comunque di Gattarelli, che poi va, punta subito, legge la superiorità numerica. Qui grande sterzata, intervento a però forbice. ti posso dire che questo rosso è giusto, perché lui è comunque sia già saltato da diversi secondi, sa di essere saltato e comunque chiude la forbice come dici te. Per me questo è un rosso giusto, e anche un po' di, non dico frustrazione, però bisogna rimanere sempre in partita, perché questo è un regalo che tu fai all'avversario, cioè il fatto di giocare ora con l'inferiorità numerica. È un danno che fai alla tua squadra, certo, perché comunque Kai Kelemes fai fallo, ma non chiudere la forbice. Se tu non chiudi la forbice ti prendi il giallo. Se tu con il piede di richiamo vai a chiudere, inevitabilmente il giallo si trasforma in rosso. Tra l'altro, Dani, ricordiamolo, un minuto alla fine, se la Sandro Abate è espulso anche il dirigente, anche Mirko Renier, da Chiara Perona, allontanato anche lui. Dunque presa diretta, abbiamo visto soltanto le proteste, invece poi è arrivato il rosso da parte di uno dei nostri arbitri internazionali. E ora vediamo se Ricordi, visto che ha cambiato di nuovo, proverà a chiudere oppure a rimanere. Secondo me rimane. Avellino ancora per la porta, e questa volta Ricordi ti ascolta, rimane in porta, sventa il 5-0. Lucayan prova a far correre Portuga, a Sandro Abate anche falli eventualmente da poter spendere, lotta Portuga in mezzo a due, Avellino gliela porta via, la rimessa. Sì, è per la Sandro Abate. E per la Sandro Abate, fermato però, c'è a terra Fabiano Portuga. Ora il Verona ovviamente dovrà giocare ancora con l'inferiorità numerica. Tolto Lucayan per questa fase, attacca quadrato la Sandro Abate Avellino con Lucio Avellino, Vilde, ancora Lucio, scambio tra i due, Ozian in posizione di calcio, va per la porta, per poco non arriva il quinto gol. Ricordi, lungo per far passare il tempo, Parisi ribalta l'azione, Vilde sta attaccando di Lucio il secondo palo, Vilde per la porta, fermato con Ricordi che a sua volta lancia via il pallone. Parisi, Avellino, Ozian, Avellino, Ozian, ancora lo sloveno per la porta, murato dal petto di Giannatasi. Qui l'Olimpia Verona ha deciso di difendere con due dietro e uno davanti, quindi avere l'inferiorità numerica in prima linea, con Rocia che deve ballare, deve fare tante navette. Arriva il suono della sirena e fischia due volte Chiara Perona. Si interrompe qui la partita con il primo tempo che dice sul tabellone Olimpia Verona 0, Sandro Abate 4. Rivediamo intanto, Dani, la parata di Enrico Ricordi sul secondo libero calciato da Lucio Avellino, il terzo in questo primo tempo. 10 falli fischiati dagli arbitri con l'espulsione di Kai Kelemes. Le squadre che stanno rientrando negli spogliatoi. Questo è il riepilogo del punteggio. Telegramma. Ma il vantaggio è meritato, inevitabilmente deve fare molto di più l'Olimpia Verona, ma ripeto, in fase di non possesso, anche perché la salvezza, le salvezze passano tutte dalla fase difensiva di qualunque sport, di qualunque categoria. L'Olimpia Verona deve difendere molto meglio, deve difendere con più intensità, deve difendere anche con molta più organizzazione. E allora ci fermiamo anche noi, una breve pausa, poi torniamo nell'intervallo per rivedere le immagini migliori di Olimpia Verona Sandro Abate Avellino, con il punteggio di 4-0 in favore degli ospiti. Regia. Ben ritrovati dal Pala GSM di Verona, siamo nell'intervallo di Olimpia Verona Sandro Abate Avellino. Lo vedete il riepilogo del risultato della prima frazione di gioco, dice 4-0 per la formazione ospite. Un Sandro Abate che ha dominato in lungo e in largo il primo tempo contro un Olimpia Verona che è risultata un po' così alle corde fin da subito. Questo è il gol del vantaggio di Lorenzo Ezzi. La riproposizione della regia qui ci porta al doppio intervento non falloso ravvisato da parte degli arbitri. Il predominio da parte della Sandro Abate si concretizza qui con il gol di Ghi, il rigore di il tiro libero di Lucio Avellino che la piazza sotto la traversa. Vedete qui anche con lo slow motion, palla sotto l'incrocio, il
dominio della Sandra Abate Avellino, caro Daniele Mennini, che si è testimoniato nel punteggio e nel gioco. Sì, il dominio è evidente. Io credo che l'Olimpia Verona debba rimanere più tranquilla e deve mettere la propria foga e la propria rabbia sportiva per la fase difensiva, perché tutto, ripeto, nasce da lì. Devono difendere meglio sia da un punto di vista individuale, perché poi hanno creato delle occasioni, soprattutto con Jorge Santos in banda, con Lemes poi espulso sulla banda di destra, quindi le occasioni poi inevitabilmente si creano, però devono difendere meglio soprattutto quando poi vai a incontrare un giocatore come Lucio Avellino che, ripeto, riesce a dare palloni di 20 metri sul piede, a tagliare la difesa. Lì devi essere un po' più aggressivo. E allora ci fermiamo nuovamente, poi sarà secondo tempo di Olimpia Verona, Sandra Abate Avellino. E allora, sulle note di leggendari degli Skillet, sta per iniziare il secondo tempo di Olimpia Verona, Sandra Abate Avellino. Dani, ricordiamo che l'Olimpia Verona non è un errore, tra poco lo vedrete anche già dalla beauty, sono soltanto in 3 i giocatori in maglia bianca. Intanto la regia ci inquadra Vilde, vedi, ricordiamo ai nostri amici a casa che ovviamente già lo sapranno, ma è meglio ricordarlo sempre, dovrà giocare un minuto, quindi fino al minuto numero 19 in inferiorità numerica, a meno che la Sandra Abate non trovi il quinto gol, allora potrà ristabilirsi la parità numerica. È tutto pronto, fischia adesso Chiara Perona e si parte con il secondo tempo di Olimpia Verona, Sandra Abate. Lucio Avellino, gestione del pallone su Ozian che prova ad andare per la porta, ricordi in 2 tempi a dire di no. Pressione alta della Sandra Abate con Ricordi che fa viaggiare il pallone verso la porta di Parisi. Avellino, Ozian. Infatti è rimasto in campo anche Di Lucio in alto la sinistra, il mancino, per sfruttare, esatto. Intanto la palla che arriva proprio verso il 16, uscita forte di Fabiano Portuga che porta a casa la rimessa laterale per però la Sandra Abate, ma ha evitato che si potesse sviluppare su quella corsia lì la conclusione pulita. Ozian imbucata, Vilde per Lucio Avellino, Vilde di testa, non riesce a servire Di Lucio. Ancora 21 secondi di sofferenza per l'Olimpia Verona, 21 secondi per la Sandra Abate Avellino per cercare il gol della manita. Ricordi, pallone fatto viaggiare lungo, Portuga con una magia, destro Parisi e poi ancora Parisi sulla deviazione di Rocia. Occhio che è scoperta però l'Olimpia Verona, adesso può attaccare la Sandra Abate Avellino con la sporcata però da parte di Fabiano Portuga. 7 secondi ancora di inferiorità numerica per l'Olimpia Verona. Sarebbe stato incredibile. Sì. Ozian per la porta, non la trova, non riesce a farla fruttare sostanzialmente questa superiorità numerica la Sandra Abate con Parisi che adesso va a rimettere in gioco nuovamente il pallone per Di Lucio. Si torna in 5 contro 5. Ozian, Vilde si muove, Ozian vuole liberare il destro, fermato da Lucayan. Avellino ancora per Vilde che va sul sinistro, prova a calciare e porta a casa l'angolo numero 11 in maglia verde nera. Quadrato Luca Castagna che l'anno scorso hanno guidato Olimpia Verona alla promozione vincendo il girone A di Serie A2. Intanto la conclusione al volo cercata proprio da Vilde con la palletta che ti piace tanto, caro Daniele Mennini. Non ha inquadrato la porta di Ricordi però. Partenza di 4 anche con Luca Ianno in campo ora l'Olimpia Verona. Deve fare qualcosa di diverso adesso la formazione di casa, però deve sviluppare meglio. Laterale concessa di Lucio Avellino. Ozian 1 contro 1, non ha spazio per sgasare, allora ricomincia Vilde. Ozian, stanno cercando di muovere il Verona per portarlo in isolamento, pressato forte da parte di Jorge Santos. Lucayan in 2, trattiene il pallone Ozian, vola anche qualche calcio, punizione di seconda in favore dell'Olimpia Verona. Ricordiamo fallo non cumulativo in questi casi. Lucayan prova Portuga, un aggancio complicato con Vilde che gli mette il pallone in favore. Che cosa ha tenuto in campo Fabiano Portuga? Palla completamente persa per gli umani.
Ancora Lucayan e Portuga si stanno cercando di caricare sulle spalle un Olimpia Verona che deve risalire una strada molto molto ripida. Sicuramente deve stare anche un attimino più tranquilla a livello di falli, perché nel primo tempo gliene sono stati fischiati 8. Portuga prova ad andare per la porta, non trova la giusta connessione e allora sarà possesso per la Sandrabate. Fuori di Luccio, dentro Ezzi. Ozian gioca con Parisi, che ha 4 secondi per liberarsi del pallone, decide di verticalizzare Lucayan in copertura. Ozian si accontenta dalla laterale all'altezza della panchina di Campagna. È uscita bene dalla pressione la Sandrabate, con Parisi che è spostato tutto sulla banda, per poi lui ha questo piede per poter calciare 30 metri di palla. Molto bravo Lucayan a interrompere l'azione. Lucio Avellino, sfruttando anche il blocco di Ozian sulla pressione di William Rocha. Ricordi, poi può far su il pallone Jorge Santos per Lucayan, passaggio troppo forte, non riesce a tenerlo la bestia e allora dentro in casa Sandrabate Gattarelli. Avellino con eleganza e pazienza. Bilde ancora per Avellino. Ezzi cerca un sombrero, non riesce. Giannattasio gli sradica il pallone, prova a cercare la soluzione interna, torna però il pallone tra i piedi della formazione irpina, con Basile che voleva un giro palla, comunque una girata sull'altro lato, provata la verticale invece su Lorenzo Ezzi, rimessa dal fondo Olimpia Verona. Prima Giannattasio ha fatto una grande azione, ma avrebbe potuto anche calciare invece che servire una palla un po' più complicata, anche per trovare un po' più di ritmo. Portuga, William Rocha, ancora Jorge Santos che prova a mettersi in isolamento. Lucio Avellino gli sporca il pallone, possesso ancora però per la formazione di casa, che dà però il tempo alla Sandrabate di riposizionarsi. Invece poi c'è il possesso invece per la formazione irpina. Sì, qui Jorge Santos avrebbe dovuto organizzare, avrebbe avuto un po' più di tempo per organizzare meglio questa rimessa dal lato. Ezzi, adesso la Sandrabate ha tutto l'interesse a tenere il ritmo della partita basso. Ovviamente sarà l'Olimpia Verona a dover fare qualcosa in più, cerca di farlo adesso con Portuga. William Rocha, Jorge Santos prova a disorientare Gattarelli, sinistro da distanza siderale, deviazione di Gattarelli, angolo. Anzi no, laterale. Portuga, c'è un problema di distanze, allora Basile va a richiamare Ezzi e Ghi. Sinistro cercato da William Rocha, pallone che è decollato ampiamente al di sopra della porta di Gianluca Parisi. Gattarelli prova a uscire dal basso la Sandrabate, non c'è nessuno però nella metà campo offensiva, allora Ricordi può controllare e alzare l'azione. Jorge Santos, la palla che non filtra, Ghi, Ezzi, Gattarelli chiede calma, classe 2002, Ghi. Portuga sporca il pallone, sempre Guilherme Gaio Ghi, mentre il pallone fallo laterale. Sempre molto nervoso, no, Dani, quando arriva in Ghi è quel pivot che non è un pivot, perché sa giocare anche fronte porta, è un po' una palla pazza, no? Sì, difficilissimo da marcare, perché poi fisicamente è una bestia. E poi tanto Giannattasio prova ad alimentare l'azione, non c'è nessun cumulativo né niente. Però dico, ogni tanto arriva, sembra che abbia quella frenesia di voler fare per forza cose. È un giocatore molto atipico, è forte fisicamente ma allo stesso tempo è velocissimo, è un pivot di grande sacrificio, sa giocare fronte porta, spalle porta, ed è il primo a tornare sempre sotto palla.
Secondo me la Sandro Abate sta muovendo la palla un po' troppo lentamente, visto che ora l'Olimpia Verona non può più perdere tempo, ha alzato una pressione senza neanche, ormai è una chiusura senza nei passaggio qua. Intanto Dani, rivediamo il contatto di prima tra Gheorghe e Santos, che è rimasto giù. Secondo me l'arbitro ha valutato che non ha messo piede e quindi è un intervento non falloso. Tanto vogliamo ricordare a chi ci sta seguendo a casa che tra 5-6 minuti effettivi sul profilo della divisione calcio a 5, sulle storie Instagram della divisione calcio a 5 potranno trovare il sondaggio per eleggere il player of the match. New Energy, gas e luce, sarete voi da casa con i vostri voti in base a quelle che saranno anche le nomination che ci darà Daniele Mennini a sancire chi sarà il miglior giocatore della partita. Hai già preso appunti. Eccola qua, questa è quella che ha chiesto prima Basile, no? Quindi giochiamo a 2 tocchi e poi subito andiamo a attaccare le spalle. Partiamo magari anche di 4 se all'occorrenza. Poi andiamo subito ad attaccare le spalle e poi palletta alle spalle dell'avversario. La palla viene giocata tra le linee per Ghi, che è costretto a tornare all'indietro, ma non è una cattiva idea quando è Lucio Avellino a ricevere il pallone. Gattarelli orienta internamente, cerca una giocata, poi arriva il fallo di Gattarelli con il cartellino inevitabile da parte di Chiara Verona. Sacrosanti sia il fallo che il giallo. Qui Gattarelli ha voluto fare una cosa un po' complicata in uscita pressione, quindi mettersi la palla sulla suola e poi darla da dietro. C'è Giannattasio sul punto di battuta. E Luca Ian, secondo me Giannattasio passa per andare a creare un uomo in mezzo. E qui Luca Ian secondo me poi ha doppia scelta se passare, si è andato a mettere in banda. Luca Ian per la porta, ha cercato l'incursione di Portuga. Ricordi, va a calciare lui, Parisi in 2 tempi. Avellino, prestato forte da Fabiano Portuga, sarà nuovo possesso per la Sandro Abate. Sì, perché se la Sandro Abate non si riesce a mettere di 4 con le spaziature giuste, perché in questo caso erano di 4 ma i 2 della prima linea erano a 20 metri dai 2 della seconda linea e diventa difficile poi poter organizzare, perché ormai il Verona, come dicevamo prima, sta pressando forte, senza più linee di passaggio, pressa forte la palla e quindi, come abbiamo visto, la Sandro Abate deve essere un po' più precisa e anche un po' più dinamica nell'uscita pressing. Gattarelli che è stato ammonito poco fa. E sì, Roccia prova a agganciare la pressione sfruttando anche le mani, porta a casa la laterale accolta con degli applausi di incoraggiamento dalla panchina scaligera. Portuga viene a giocare con William Roccia, torna da Luca Ian, Giannattasio in buca alto, Gattarelli ha letto bene, prova a far correre il pallone su Ghi prima di lasciare il posto a Di Lucio. Ora Giannattasio giocherà tanto minuti con l'espulsione di Lemes centrale e Giannattasio l'altro centrale, quindi. Portuga, Luca Ian a portare il blocco per liberare linea di corsa per l'89. Eccolo qui Luca Ian, ricordi, si prende fino al conto di 3 per rilanciare il pallone, esce Parisi, laterale Verona. Qui ha cercato l'entrata di prima Luca Ian sul tocco di Portinari, senza però trovare la porta, tanta potenza e poca precisione. Ghi, Ezzi 1 contro 1, va da Di Luccio, ancora per Lorenzo Ezzi, Avellino perde il pallone Ghi con Portinari che cerca di servire Luca Ian, che apprezza l'iniziativa del compagno. Non ci ha creduto più di tanto qui Luca Ian Battista. È stato bravo, molto bravo Portinari, comunque 2003, molto bravo a mettersi proprio per andare a dare quella palla in maniera giusta con i tempi giusti, per questo Luca Ian ha applaudito. Ricordi, Giannattasio,
Cerca l'Olimpia Verona di trovare uno squillo dentro questa partita, che servirebbe anche soltanto ad accorciare le distanze, ridare un pochino più di entusiasmo. Ha rischiato qualcosa qui Portinari con la trattenuta su di Lucio. Ricordi, pressato forte, la palla che viene però giocata da Giannattasio. Siamo già dall'altra parte. Portuga, giocata dentro verso la porta di Parisi, che tiene lì il pallone. Cercato Ghi, la porta è vuota perché Ricordi è rimasto giù, e allora arriva in maniera troppo facile il gol del 5-0 della Sandra Abate Avellino, proprio con il suo capitano Lucio Avellino, doppietta. Sì, qui è stato anche un po' sfortunato, Ricordi, perché ha letto bene che la palla sarebbe arrivata lì a Ghi, l'ha anticipato, però è arrivato con il piede del piatto un po' troppo basso e la palla gli è rimasta. Guarda lì. Qui vedi, qui sta, già, Ricordi già ha letto che questa palla, vedi, è entrata in anticipo, però con il piede la palla gli è rimasta lì. Ghi è stato molto bravo a aspettare il compagno. Per Lucio Avellino questo è il più facile dei gol in carriera, sicuramente. 5-0 per la Sandra Abate, 11:59 ancora da giocare. È vero che questo è lo sport del diavolo, però è un altro passo da parte della formazione di Piero Basile importante verso il suono della sirena. Lucayan, pressato da Lucio Avellino, cerca di imbucare il pallone. Di Lucio riallarga l'azione a destra, provato Wilde a sfondare. Sarà ancora possesso per la Sandra Abate, con Lucio Avellino che va a battere il piazzato. Che bello questo scambio di sguardi fra Lucio Avellino e Basile, che si sono detti: che facciamo mister? E poi vabbè, hanno detto il numero dello schema, no? E mi piace molto la comunicazione sempre fra allenatore e allenatore in campo, perché è vero che Lucio Avellino è il capitano, è vero che Lucio Avellino è un grandissimo giocatore, ma secondo me Lucio Avellino diventerà anche un grande allenatore, perché secondo me è uno di quelli che in campo già un po' fa le veci del proprio allenatore fuori. Poi magari mi sbaglierò e lui farà tutt'altro che l'allenatore, però mi piace questo suo modo di vedere il futsal, oltre che da giocatore. Tra l'altro, se poi Piero Basile e la Sandra Abate hanno fatto di tutto per portarlo ad Avellino e per trattenerlo poi nel corso del mercato, sappiamo essere uno dei centrali più ricercati anche sotto questo aspetto, Dani, proprio per le sue letture, un motivo ci sarà, no? Se poi la Sandra Abate gli ha affidato anche la fascia di capitano con tanto di presentazione in conferenza stampa, è un altro segnale di quanto sia centrale Avellino ad Avellino. Non può prendere ora Ricordi, quindi sarà fiscato fallo di seconda. Sì Pietro, perché sai, il centrale è uno di quei ruoli dove il centrale può fare la differenza. Posso dire quasi in via di estinzione come i pivot. Bravo, è esattamente quello che ti stavo dicendo, e non sono facili da trovare i centrali, poi che hanno tutta una serie di caratteristiche, perché devi marcare, quindi devi avere una struttura fisica di un certo livello, perché quando si presentano i vari Lucayan, Pattias, Giulio d'Oliveira, Fortino, ne potrei dire chissà quanti, quindi devono tenere botta fisicamente, devono avere letture, devono avere impostazione, quindi sai, non sono tanti, e quindi sai, poi se tu hai hai in casa uno come Avellino che ha anche un cervello che è sviluppato in una maniera esponenziale, allora te lo tieni è ben stretto anche. Proprio Lucio Avellino con Wilde sul punto di battuta, giocata corta proprio per Wilde. Ottima la chiusura qui della difesa dell'Olimpia Verona, che adesso cerca di tamponare finché può. Diciamo che il famoso ufficio face non dà segnali di grossa reazione per la formazione di Castagna. Qui Portuga prova a dare una scossa cercando William Rocha, poi calcia direttamente verso la porta di Gianluca Parisi. Conclusione di frustrazione dell'ex Ciampino. Sì, perché nell'azione subito prima Lucio Avellino gli ha chiuso l'ennesima linea di passaggio, perché da lì ha detto: da lì lascio il tiro, tanto è molto angolato e il mio portiere da lì preferisco che veda partire il tiro in modo che possa fare parata, e io vado a chiudere la linea di passaggio. Jorge Santos, William Rocha, orienta il pallone ancora su Jorge Santos, sfila Lucayan, tanta potenza ancora una volta, però il pallone che decolla sopra la traversa di Parisi, che mi sembrava in linea, ed esce Lucayan per lasciare il posto a Federico Nardi. Che lui è un ragazzo, 2001. Ricordi all'uscita
Così da difensore aggiunto Enrico Ricordi. Portuga fa diventare un allevamento di conigli quel pallone, gli scappa via da sotto la suola. Gattarelli, Ozian, preso da William Rocha. Va da Gattarelli che cercava l'inserimento a fari spenti di Lucio. Conduce Jorge Santos. Parisi con calma per rimettere in moto subito la propria squadra. Colpito il proprio compagno che stava tagliando, perché oggi hanno attaccato la banda sinistra, quindi Lucio è andato ad attaccare ovviamente quella destra e Wilde però ha colpito il tacco. Il pallone Portuga, blocco non ravvisato, allora Portuga guarda la porta di Parisi, costretto a tornare all'indietro, situazione abbastanza statica da parte dell'Olimpia Verona. Jorge Santos riallarga, Portuga in posizione di pivot, cerca l'inserimento del compagno. Gattarelli l'ha sporcata. Sì. Qui a conclusione ancora da parte di Fabiano Portuga, che non trova pulizia ma trova una deviazione. Ora vediamo se ci saranno dei blocchi per favorire il mancino di Giannattasio da fuori oppure una giocata dentro. Orienta ancora all'indietro l'azione l'Olimpia Verona. Giannattasio, cercato ancora la giocata su Portinari, rimessa tra le in favore della Sandro Abate Avellino. Ozian, cercato di tenere in gioco il pallone di Lucio, si erano connessi male. Allora Giannattasio con il sinistro verso la porta di Parisi, ancora Portinari a recapitare il pallone nella zona di Ricordi. Castagna vuole la giocata in profondità, occhio che Ricordi adesso non può toccarla. Portuga si accontenta della rimessa dal fondo. Dani, è arrivato il momento dei 4 che poi tra poco troverete nelle storie del profilo ufficiale della divisione calcio a 5 per eleggere il player of the match. Seguiamo questa azione intanto da parte dell'Olimpia Verona con Parisi a dire di no. William Rocha 1 contro 1, cala la saracinesca Gianluca Parisi. Guarda, io ti dico sicuramente Lucio Avellino, e poi ha fatto un grande primo tempo anche Ojan, e metterei Parisi perché nei momenti che non doveva prendere gol la Sandro Abate, gran merito su determinate situazioni è del portierone, che ha fatto quelli 4 interventi, di cui uno anche in superiorità numerica durante l'espulsione, sì, che secondo me hanno cambiato tanto l'inerzia della gara. E manca l'ultimo. E poi guarda, voglio premiare un ragazzo che mi è piaciuto tanto oggi dell'Olimpia Verona, perché ci ha messo veramente tanto, ed è Giannattasio, perché mi è piaciuto il classe 98, non si sta dando per vinto mai. E mi piace l'atteggiamento, oltre che in campo si sta facendo notare per diverse soluzioni. E allora tra poco tutti sulle storie del profilo ufficiale della divisione calcio a 5 per votare il migliore in campo di questa partita. Una delle iniziative che potrete seguire nel corso di questa stagione. Siete voi a scegliere il migliore in campo. E mentre il cronometro dice 7:48, ancora da giocare. Castagna a colloquio con Luca Ian. Qui la Sandro Abate che cerca e non trova l'impostazione offensiva. Allora nuova rubata però da parte di Avellino. Ezzi, Ghi prova a imbucare sul secondo palo. Stava arrivando ancora Lucio Avellino a fari spenti per la tripletta. Stava pregustando terzo gol. È stato proprio lui a rubare la palla per imbastire questo 3 contro 2. Molto bravo Portinari a chiudere le gambe e non far passare la palla, quella che poi sarebbe andata a finire sul secondo palo. Tacco volante di Ezzi,
Avellino ha pulito ancora Lorenzo Ezzi. Chiede calma. Adesso qui entra Taccia da parte di Jorge Santos, giallo. Fatto letteralmente volare Lorenzo Ezzi. E qui la rivediamo. È stato bravo Ezzi a scaricare di prima. Ci sta il giallo. Sì, sì. Diciamo che se affonda un po' di più Esatto. il colpo, il cartellino cambia di colore. È quello che dicevamo prima nelle espulsioni di Lemes, secondo me, che sono interventi in ritardo e quindi sicuramente da giallo. Se però poi il movimento si trasforma, allora può diventare rosso. Quello di Lemes si è trasformato in una forbice, quindi l'ha chiusa, quindi con il piede di richiamo, allora il cartellino si è trasformato in rosso. Qui è un intervento in ritardo, è un intervento scomposto e quindi è giusto il giallo. Avellino, ampi segni ai compagni, capisce tutto Luca Jan, occhio alla ripartenza dall'altra parte con Jorge Santos per la porta, anzi no, il gol di Portinari per il gol del 5-1. Mi correggo, scusate, Nardi. Il gol del 5-1 da parte del numero 8 dell'Olimpia Verona, accolto tra gli applausi del palazzetto dello sport e dunque accorcia un minimo il parziale la formazione di casa. Quando il discorso di prima, il gol lo fai con lo stop, quella stoppata bene perché poi l'ha stoppata con l'esterno, ha aspettato che Parisi uscisse e poi ha piazzato il destro ad aprire, un po' come il gol di Ezzi del primo tempo. Sì. Bravo Federico Nardi. Si toglie la soddisfazione Federico Nardi del primo gol in questa partita anche in Serie A. Avellino, Ghi, Sandra Abate che gestisce il pallone, non l'ha presa benissimo Piero Basile, è ancora lì che sta parlando con la sua panchina e non ha proprio la faccia di uno contento nonostante il vantaggio importante. Avellino, Ghi, destro-sinistro, torna da Lucio Avellino, posizione laterale, Pisa all'indietro, sempre in sicurezza sul proprio capitano che poi va per la porta, attraversa. Aveva visto Ricordi fuori, stava avvenendo il gol della domenica. Tifosi del Verona che stanno applaudendo la giocata di Lucio Avellino. E ripeto, lui riesce a vedere cose. Ma la toccata Ricordi? Sai che hanno dato angolo. Hanno dato angolo. Vediamo un po'. La toccata La Ricordi. toccata Ricordi. Paratissima del portiere Olimpia Verona. Qui intanto Ghi ha cercato la volée, non l'ha trovata. Paratona clamorosa di Enrico Ricordi su una giocata illeggibile che secondo me si deve essere arrabbiato per il fatto che non gli hai dato che non l'hai messo nei 4 che trovate sulle storie della divisione calcio a 5 per votare l'MVP di giornata. Qui Luca Jan a impostare, prova l'Olimpia Verona a passare, non ci riesce. Luca Jan a sradicare il pallone a Ghi, non ci riesce ancora. Ma cosa sta succedendo? Serie di rimpalli, Ezzi pulisce, non riesce a tenere in campo il pallone Petrillo. Lucio Avellino qui anche altre due cose ha fatto in fase di non possesso, ha fatto 2 o 3 chiusure delle sue. Momento di grande confusione. Portinari, palla che passa sotto le gambe di Ozian, arriva ancora Nardi, si è gasato dopo il gol. Parisi questa così volta deve essere. è lì presente. Ezzi, Castagna che adesso ordina la pressione a tutto campo da parte della sua squadra, continuamente un dai, dai, dai. Torna in campo Fabiano Portuga, proprio al posto di Jorge Santos, che ha giocato tantissimo, anche perché l'espulsione di Lemes ha costretto l'allenatore veronese a dover attingere a ulteriori minuti dalle gambe degli altri giocatori. Luca Jan alza il pallone, Ozian lo controlla, messo giù, fallo. Giusto, il fallo di Nardi su Ozian. Andiamo a rivedere. Ha preso tutte e due le mani sul collo. Avellino, Ghi,
lato su Ozian che non riesce a controllare. Sì, sulla classica giocata alla pivot che sta cercando, con cui bene o male oggi ha sviluppato la propria fase di gioco la Sandro Abate. Cercato un altro aggancio volante. Perché ora Lucayan da pivot è andato a fare l'ultimo e pivot lo ha fatto in questi 5 minuti Federico Nardi, ora richiamato al cambio, ma l'ha fatto molto bene Federico Nardi. Trovando il time out in casa Sandro Abate. Andiamo a sentire Piero Basile cosa da dire ai suoi. Il primo passaggio, sì. Così va al dentro. Sì. No, Lu, e dopo Guide, faccio. giochiamo in 4, sempre in 4. Adesso che sta Di Luccio dentro, entrerà Di Luccio qui. Ozian, devi far trovare la palla di prima per fare questa tabella dentro, ok? E lo so, però non mettiamo la palla. Okay? E soprattutto quando il pivot sta di qua, alcune volte uno entra delle linee, 2 volte fatto tu e poi torniamo indietro. Mentre su questa parallela qua dobbiamo mettere la palla davanti. Perché dopo si controlla, passa il meglio e tiene il passaggio al pivot. Oh, al di là di tutto quello che stiamo dicendo adesso, dobbiamo correre e non fare cavolate qua dietro. Ok? Oh, non fare cavolate qua dietro. Non si può perdere la palla qui. La palla in questo momento deve finire in tribuna. Ok, non possiamo perdere la palla lì. Ci sta perché dice ci mettiamo di 4, però poi la verticalità la dobbiamo andare a prendere, dobbiamo andare a mettere quella palla alle spalle e quello spazio inevitabilmente, che se io mi metto a 4 loro mi vengono a pressare, io quello spazio lo devo andare a attaccare e soprattutto non facciamo cavolate qua dietro in fase di possesso palla. Avellino lascia scorrere Wilde, Ozian, Portuga sulla linea di corsa, si mette in una condizione di vantaggio Fabiano Portuga, infatti ha ragione lui anche se Ozian non è particolarmente d'accordo. Ricordi a evitare la pressione di Ozian, ma la rimessa laterale è in favore della Sandro Abate. Wilde lascia scorrere, Ozian provato a premiare il taglio del compagno, trovato la chiusura però da parte di Fabiano Portuga. Lucio Avellino, Wilde non tiene in gioco il pallone, Giannattasio sul punto di battuta. Ancora il 17, riallarga su Lucayan, c'è ancora la gestione da parte del pallone di Ozian che prova a giocare anche un po' con il tempo, non alza la pressione l'Olimpia Verona e questo fa il gioco della Sandro Abate. Perché Ozian si è accorto che non erano messi bene di 4 e quindi ha voluto far rimettere la propria squadra messa bene per poi poter sviluppare il 4 che diceva Piero Basile prima in time out. Avellino intercetta Portuga, lettura facile questa per l'89 che si mette in ritmo, però perde il pallone, la controripartenza con Wilde che va da Lucio Avellino, ricordi a negare la tripletta al capitano della Sandro Abate, altra paratona di Enrico Ricordi. Qui è stato molto bravo perché ha letto che la palla sarebbe ritornata perché Wilde non avrebbe calciato e quindi avrebbe rigiocato la palla su Lucio Avellino con i tempi giusti data. Qui è stato bravissimo Enrico Ricordi. Avellino, pallone all'indietro con Di Luccio che ha cercato il mancino a tenere ancora io il pallone di Luccio. Portuga sposta Avellino, Ricordi si fa trovare pronto. Portuga, parallelina per William Rocha. Poi ti dico chi l'ha chiuso. Sì, credo di saperlo. Time out in casa Olimpia Verona con mister Castagna che io non ho visto maglie del portiere di movimento pronte, credo che sia più un time out per fare fiatare, ma anche un po' didattico. Ce lo andiamo a sentire. Yes. Respiriamo, adesso si prepara Orghe, sì. Mettiti da mano del portiere. Dai. Allora, non rischiamo niente, ok? Chiamiamola Lazio con calma. Lucayan, vieni sul centro, ok?
chiamiamola Lazio normale. Il suo fondo adesso? Sì, no, parti da qua. Ma ogni tanto vieni sul centro e ci mettiamo 2-2, ok? Senza rischiare niente, senza rischiare niente. Ok, attenzione ai cambi, tranquilli. Quando lui viene, questo qua va in mezzo, io mi apro. Sto qua per la Lazio e poi mi allargo qua? Sì. Vamos, raga. Dani. Ma ci sta questo time out, come hai detto te, didattico, per impostare invece, vedi, ce l'hanno nascosto fino alla fine il portiere di movimento di Jorge Santos, e Castagna è andato a parlare su come vuole sviluppare il portiere di movimento. La Sandro Abate si mette a rombo e vediamo se si trasforma poi in un 2-2. Lucayan qui stava rischiando tantissimo sull'attacco di Ghi, torna a impostare col portiere di movimento l'Olimpia Verona. Lucayan, palla sotto la suola, prova ad andare in angolo da Portuga, porta a casa rimessa laterale Olimpia Verona con la Sandro Abate che stava cercando comunque di aggredire alta il 5 contro 4 della formazione di casa. Lucayan in cabina di regia, Giannattasio, ancora Lucayan, Portuga col destro murato ancora da Lucio Avellino. Portuga scucchiaia il pallone su Lucayan, Ghi in prima linea insieme a Wilde dietro con Ozian e Lucio Avellino a ruotare. Qui la conclusione, Parisi, paratona anche del 12. Poi Giannattasio non è riuscito a mettere la palla dentro di testa. Qui Lucayan sbaglia l'appoggio di testa su Fabiano Portuga. Ozian, Lucio Avellino per Wilde, ancora Avellino, Ghi pressato da Lucayan. Avellino cerca la corsa di un compagno che non c'è. Va alta la Sandro Abate adesso. Ma sai che ti dico, secondo me ha cercato il tiro. Dici? Non mi sembrava orientato per calciare. Portuga, vediamo se come viene sviluppato questo pallone. Partenza 3-1 per poi spostarsi in 4-0. Lucio Avellino prestato forte ancora da Lucayan. Portuga in prima linea, prova a uscire la Sandro Abate, lo fa abbastanza bene con Ozian, costretto ad andare in terre pericolose, e poi Ghi manda tutti al bar, poi calcia e Wilde non trova il gol del 6-1. E allora Portuga circunnaviga Ozian, ha invitato Giannattasio, non ha fatto i conti con Lucio Avellino. Si danno il 5 sia Ghi che Wilde, perché Ghi gli ha detto ho fatto tutto bene e non ti ho tirato una bomba sul petto, che capisco che era difficile da mettere in porta. Se l'avesse data magari rasoterra sarebbe stata un po' più facile, anche se violentissimo. Jorge Santos, Lucayan si mette a ritmo per calciare verso la porta di Parisi. Pallone che non arriva a destinazione, ma sarà ancora possesso Verona. Ancora Parisi a farsi trovare pronto. Ci avviciniamo verso la conclusione del posticipo della seconda giornata di campionato. Settimana prossima, Dani, partitina da nulla. E così di Genzano, Olympus Roma dal Pala Cesaroni. Posticipo della terza giornata. Qui Lucayan vuole andare per la porta, Jorge Santos, palo, occhio a Ghi per la porta vuota. Non fortunato Jorge Santos, secondo palo di giornata. No, direi di no. Sì, è così di Genzano, Olympus. Partitina con Portuga, Parisi a dire ancora di no. Stavo vedendo Parisi, la reazione di Parisi, dicendo ragazzi, anche meno. No, non è finita la partita. Esatto. Ozian imbucata per Wilde, ancora Wilde, palla sotto la suola, ha finito il campo.
Allora sono gli ultimi secondi della partita, anzi arriva adesso il suono della sirena e fischia 3 volte. Chiara Perona di Biella, la Sandro Abate Avellino batte per 5-1 l'Olimpia Verona e si schioda dal fondo della classifica mettendo in cassaforti i primi 3 punti di giornata. Dani, sai chi ha vinto l'MVP? No! Te lo dico subito perché i tanti voti che sono arrivati sulla storia del profilo ufficiale della divisione calcio 5 hanno eletto Gianluca Parisi come MVP di giornata, il portiere della Sandro Abate, che dunque va a prendersi il premio di Player of the Match della giornata. Il telegramma di Daniele Mennini su questa partita che abbiamo appena commentato. Ma sì, vittoria meritata. Da ex portiere sono sempre felice quando l'MVP va a un portiere. Detto questo, giuro che non abbiamo taroccato i voti. Ah beh no, noi per fortuna ci limitiamo solo a dire i 4. Bello l'abbraccio Gianluca Parisi, Lucio Avellino ora. La Sandro Abate ha vinto con merito soprattutto nel primo tempo e poi il secondo tempo è andata in gestione. Secondo me, ecco, qualcosa su cui lavorare per Gianluca Basile. Non è un consiglio ma è una mia... Piero Basile. Su Piero Basile. Gianluca Basile faceva altro. Pardon, scusa, un lapsus. È sulla gestione di alcune situazioni, soprattutto quando ti vengono a pressare forte. Ecco, lì secondo me la Sandro Abate può fare meglio, però grande merito perché oggi ha improntato subito la gara verso Avellino già nel primo tempo e quindi vittoria strameritata. E allora, con le immagini che vi mostrano il Pala GSM di Verona è tutto, ricordandovi il finale: Sandro Abate Avellino batte Olimpia Verona per 5-1, gli applausi del pubblico presente anche alla formazione di Piero Basile. E allora per noi è davvero tutto. Da Pietro Mazzara E Daniele Menini. e il saluto e l'augurio di un buon proseguimento con la programmazione di Sky Sport. Vi ricordiamo la prossima settimana dal Pala Cesaroni di Genzano, big match, il super derby tra Eco City e Olympus Roma. La linea che può tornare alla regia. Ain't never gonna stop to the top, to the top.